Via delle Prealpi, che attraversa il Veneto dal lago di Garda alle foreste del Cansiglio, ai piedi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, continua a sorprenderci ad ogni nuova tappa. Territori che ci incantano con paesaggi dal carattere intenso e sempre diverso, dove pagine di storia e memoria si intrecciano con la vita delle genti di montagna. Il massiccio del Pasubio ha un carattere montano, già alpino, che si esprime anche nella definizione toponomastica di piccole Dolomiti, che caratterizza le montagne che congiungono la provincia di Vicenza con quella di Trento. La Dolomia è infatti la roccia che costituisce questi monti, che quindi anche plasticamente prendono il caratteristico e affascinante aspetto della più nota e imponente catena patrimonio dell'umanità ai cui piedi si estendono. Guglie, rocche e castelli che si stagliano solitari e regali verso il cielo, amatissimi dagli scalatori che fin dagli anni 20 del Novecento hanno aperto itinerari alpinistici, e poi spettacolari forre, gole, vai, canaloni, cascate e laghetti verso le pendici. Un massiccio che raggiunge quote intorno ai 2000 metri di altitudine, con un sorprendente, placido altopiano sulla sommità che invita subito a camminate e pedalate, ed è infatti luogo d'elezione per gli amanti degli sport, non solo le passeggiate tra i moltissimi e versatili sentieri per camminatori occasionali o anche per esperti arrampicatori e anche per ciclisti avventurosi, ma anche sorprendentemente calcio e tennis, con molte strutture dedicate che attirano appassionati sportivi da ogni dove. Questa è anche terra di memoria e storia. 30 cippi di pietra bianca delimitano la zona sacra alla patria, che comprende Cogolo Alto, Selletta d'Amaggio, il Dente Italiano e la Selletta dei Denti e Cima Palon, con i suoi 2232 metri di quota sopra il Dente Italiano e il Dente Austriaco, sul cui crinale si scontrarono le prime linee italiane e quelle austriache durante la Prima Guerra Mondiale. Una lotta estrema culminata in una guerra sotterranea di mine ed esplosivi nelle gallerie scavate a forza di braccia sotto queste montagne. Il 13 marzo 1918, per forza di 50 tonnellate di esplosivo piazzato dagli austriaci sotto il Dente Italiano, morirono oltre 50 soldati italiani e l'esplosione terribile modificò irrimediabilmente il profilo della montagna, tanto che dal 1922 questa intera zona è stata dichiarata monumentale per la sua rilevanza storica. Ma gli alpini non hanno paura, bom, borom, bom, 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 borom, bom. Questo è un punto strategico da cui si diramano moltissimi sentieri e camminamenti ripristinati e di grande interesse paesaggistico e storico, come la strada degli Scarubbi, la strada degli Eroi e la strada delle 52 gallerie. Qui siamo alla prima galleria, quindi il portale d'ingresso delle 52 gallerie o strada della prima armata. E questo sentiero è un sentiero d'arroccamento, appunto perché è arroccato, quindi è scavato sulla roccia di questo versante del Pasubio. È un sentiero eccezionale in quanto si sviluppa su 6,5 km di lunghezza, ma 2,3 km sono in galleria, appunto divisi su queste 52 gallerie. Costruito questo sentiero dai soldati italiani per necessità, appunto per portare persone, approvvigionamento nella linea del fronte della guerra. Parliamo di un sentiero non semplicissimo, di media difficoltà, ma comunque sì, fattibile da famiglie o da comunque persone che sono preparate con abbigliamento e allenamento adeguato, da non sottovalutare. L'intero tracciato, dal rifugio Achille Papa al Pian delle Fugazze, fa parte del Sentiero Europeo E5 e del Sentiero della Pace.
Qui si sono combattute alcune delle più importanti e cruente battaglie della Prima Guerra Mondiale e la strada delle gallerie al riparo dal tiro nemico ha garantito al fronte italiano rifornimenti e vie di salvezza per i feriti. Questo sentiero è stato costruito per necessità dei soldati italiani e su questo versante del Pasubio perché è appunto protetto dalla montagna. È una via per molta parte esposta che ci regala paesaggi emozionanti e indimenticabili. Il sentiero delle 52 gallerie ha anche una grande valenza paesaggistica in quanto offre un percorso esposto per la maggior parte della sua lunghezza e offre quindi un grande panorama, offre la vista di tutte quelle che sono le principali massicci delle piccole Dolomiti come il Cornetto, il Baffelan, il Carega e tutte quelle montagne che stanno sulla valle di Recoaro Terme, e più si può a volte anche intravedere la pianura e fino a vedere addirittura il mare di Venezia. Per affrontare le 52 gallerie è indispensabile dotarsi di un buon equipaggiamento da montagna, scarpe adatte e, obbligatoria, una buona pila per farsi luce nel percorso. Ogni galleria meriterebbe un racconto, ma basti per cominciare osservare la porta d'ingresso. La scritta dedicata a questo portale d'ingresso è scritta in latino ex arduis perpetuum nomen, vuol dire dalle imprese ardue deriva una fama, un nome perpetuo. Quindi lo spirito era quello appunto di costruire comunque una cosa consapevolmente grande, unica ed eccezionale. Questo percorso appunto ha inizio a Bocchetta di Campiglia, dove troviamo degli ampi parcheggi, e l'ingresso monumentale delle 52 gallerie. Arrivati in cima si trova il rifugio Achille Papa, è intitolato a un generale, e da lì, una volta fatta la pausa, si può tornare e scendere per la strada degli Scarubbi, che è lunga 10 km. Una strada bianca, sterrata, e per poterla accorciare ci sono dei sentieri ben segnalati per accorciare appunto la discesa. Abeti, faggi e larici sono gli alberi che verdeggiano queste montagne, oltre al castagno, un tempo indispensabile per l'alimentazione. Il Pasubio è davvero un territorio ricchissimo dal punto di vista storico, ma anche culturale e ambientale, che si può apprezzare a pieni polmoni attraversando i sentieri dell'altopiano, dove ci spostiamo dopo aver visitato il rifugio Achille Papa. I tetti azzurri delle Maighe ci fanno presagire che la passeggiata sarà interessante anche durante la pausa pranzo. Qui siamo nella Valle Eugra, in particolare qui siamo sul territorio di Valli del Pasubio, città dell'acqua minerale per le sorgenti, della soppressa e degli ottimi formaggi tipici appunto delle nostre Maighe. Ma ora non è ancora tempo di fermarci, ci spostiamo sul Monte Cimone a Tonezza, un luogo fantastico per praticare ogni sport e godere di paesaggi armoniosi costellati di sentieri per ogni difficoltà, dalla salita allo Spitz con la sua grande croce al percorso Excalibur che tra muretti di pietra e trincee ci trasporta nei luoghi della Grande Guerra. Un'offerta turistica adatta alle famiglie, ma anche appunto a chi ama praticare gli sport, camminate, arrampicate, bike, ma ci sono anche 6 campi da tennis in terra rossa, amati anche dai grandi tennisti fin da inizio Novecento, e 3 campi da calcio.
Tonezza di Cimone è anche il paese amico delle api. In una collinetta dietro al Palacongressi è appena stato aperto il giardino delle api e dei fiori, dove gli operosi insetti possono trovare un'oasi profumata con le piante autoctone a fioriture alternate per proteggere la biodiversità anche attraverso il prezioso contributo delle api di montagna. Buongiorno. Buongiorno. Volete informazioni sui sentieri di Tonezza? È la prima volta qua che viene a Tonezza? Sì, è la prima volta. Beh, qui passeggiate a non finire perché abbiamo una trentina di sentieri percorribili, puliti, tenuti tutti a posto. E colgo l'occasione per ringraziare le associazioni e volontariato che fanno tutto ciò. Noi siamo conosciuti soprattutto per lo sport, per la natura e quindi sulle passeggiate. I principali sentieri sono 4-5, però in realtà abbiamo più di 30 percorsi in Tonezza e nei dintorni, compreso anche i fiorentini. C'è uno dei principali sentieri che è il Sentiero dei Crosati, che va verso il Monte Cimone, sono circa un'oretta e mezza e passa per tutte le trincee, arrivando al culmine, quindi alla cima dove c'è il sacrario del Monte Cimone, e nelle giornate più belle si riescono a vedere anche gli altri 4 sacrari, vuol dire Pasubio, Grappa e Asiago, compreso quello del Monte Cimone. Quelle un po' più per esperti sono per esempio la scalata verso il Monte Spitz. Quelle un po' più semplici è il più conosciuto Sentiero Excalibur, che è più per famiglie, dove bambini si possono divertire ad andare sotto le trincee, a guardare un fortino e anche a cercare di estrarre la spada dell'Excalibur. Sentiero delle Fontanelle parte da qua, sotto i campi da tennis, e si allaccia sempre al Sentiero Excalibur. Soprattutto in estate ci sono delle escursioni guidate sia a piedi che in bicicletta. Per esempio è venuto fuori delle poche associazioni nuove, faccio un nome che è Tonecche Bike, che è proprio all'insegna di scoprire il paesaggio su 2 ruote. In estate ovviamente con anche una pedalata assistita e anche in inverno con la fat bike. La novità di questa stagione è che in agosto apriremo il Giardino delle Api, che è un giardino che è qui vicino al centro, è immerso nella natura, ci saranno posti per le api e nonché facciamo una casetta didattica per i bambini dove possono dall'interno vedere le api lavorare e produrre il miele che poi noi venderemo qui a Tonezza. Per i più piccoli abbiamo quest'anno aperto una scuola di mountain bike per bambini. Qui abbiamo degli alberghi che lavorano quasi tutta l'estate, apportando qui giocatori di calcio, di tennis o anche di pallavolo, perché abbiamo le strutture per far ciò, abbiamo delle belle strutture nuove. L'estate qui è densa di iniziative e spettacoli anche in mezzo al bosco, che rendono interessante il soggiorno, anche se, come succede mentre stiamo girando alla scoperta di questi luoghi, inizia a piovere. La montagna è bella anche se piove, si può passeggiare anche in mezzo ai boschi mentre sta piovendo, insomma si ascolta anche il silenzio a volte, no? Il silenzio fa bene in questo periodo anche ascoltarlo. Ascoltare il bosco è una delle emozioni più appaganti per chi ama la natura. I bellissimi boschi e prati di Tonezza sono stati raccontati a inizio Novecento da Antonio Fogazzaro sotto forma di un paesaggio fantastico sul cui sfondo si snoda la tormentata storia d'amore tra il giovane Pietro Maironi e la bella Jeanne de Sales. Ci sono 2 bei sentieri, uno è il sentiero fogazzariano e l'altro è il sentiero delle Fontanelle. Oltretutto in questo punto c'è anche l'arrivo del cammino Fogazzaro-Roi, un cammino che si può percorrere in 4 giorni su una distanza di circa 60 km da Montegalda a Tonezza del Cimone. Il grande romanziere ha raccontato anche le contraddizioni della sua epoca e per questo ha cambiato i nomi dei luoghi su cui sono ambientate le sue storie, ma lungo il sentiero, salendo dopo la chiesa di Tonezza e incrociando la villa dei Marchesi Roi, Villino dei Faggi nel romanzo di Fogazzaro, li possiamo riconoscere. Nel sentiero fogazzariano si può vedere innanzitutto un meraviglioso bosco di faggio
che ha ispirato Antonio Fogazzaro nel suo romanzo Piccolo mondo moderno. Ad esempio Tonezza si chiama Vena di Fonte Alta, Picco Spitz Tonezza è stato chiamato Picco Astore, una fontana che abbiamo in pressi di Contrada Tezza si chiama Fontana dei Noci. La Val d'Astico è stata chiamata Val dei Rovesi. Velo d'Astico, dove lui soggiornava d'estate, Villa Scura, quindi ha dato proprio dei nomi inerenti alla natura a queste località che andiamo a vedere anche oggi, insomma. Attraversata la Fontana dei Noci e raggiunto l'orrido di Rio Freddo, il sentiero si chiude sul Belvedere Fogazzariano che si innesta nella via del rientro, il Sentiero delle Fontanelle, con le sue fontane e abbeveratoi e i suoi luoghi dai nomi fantastici e suggestivi come il Covile del Cinghiale e la Pentola dei Stregoni, anche questi nomi creati dal poeta. Faggeta che termina proprio sul bordo della valle di Rio Freddo. Infatti sotto di noi ci sono gli scogli di Rio Freddo e davanti a noi le piccole Dolomiti, su cui abbiamo una meravigliosa visuale. Oggi è limpido, riusciamo a vedere il Monte Tormeno, riusciamo a vedere il Pasubio, riusciamo a vedere il Carega, il Gruppo delle Tre Croci, il Massiccio del Novegno. Quindi del Belvedere di Tonezza abbiamo una delle più belle visuali sulle nostre piccole Dolomiti. Monti ricchi d'acqua che scende pura dagli altipiani carsici forando le rocce sedimentarie solubili in acqua e per questo si creano crateri e forre su cui l'acqua si incunea e spesso sbocca dalla roccia sotto forma di bellissime cascate e limpidissimi e freschi laghetti. Siamo nelle Prealpi dove l'acqua che cade sui nostri altipiani carsici sbocca sull'Astico. Dai laghetti di Laghi ad Arsiero, salendo verso la cascata di Valcivetta all'Aste Basse e la grotta di Pedemonte, tutto questo territorio è costellato di giochi d'acqua e canyon che incantano per i colori tropicali dell'acqua dei ruscelli e dei laghetti. Alle mie spalle si trova la cascata finale della Civetta, che ha un salto di circa 10 metri ed è solo l'ultimo salto d'acqua di una meravigliosa vallata ed è comodamente raggiungibile a piedi anche dalla strada statale. Continuando su questo percorso andremo a visitare il Gorgo Santo, un'altra sorgente carsica importantissima per la nostra valle, ed anche la Forra della Pria. In questo caso è stato però il torrente che ha scavato nella roccia in centinaia di migliaia di anni. Gorgo Santo, dove si dice che San Giorgio abbia sconfitto il drago, benedetto anche da Papa Bonifacio IV durante un viaggio, e Forra della Pria, a dispetto dei loro nomi un po' spaventosi, sono luoghi apprezzatissimi da chi cerca un fresco ristoro. Tra le acque si creano piscine naturali e suggestioni di muschio che riempiono i sensi di freschezza alpina. Consiglio di visitarli con una guida abilitata, una guida escursionistica, perché così potete raggiungere anche i luoghi più suggestivi e meno frequentati. Pascoli erbosi, acque limpide e un'aria fresca e umida che spesso origina delle misteriose nebbie che avvolgono il bosco in un'atmosfera da fiaba sono la nicchia ecologica dove pascolano le vacche che alimentano di latte le numerose malghe del Pasubio, che attirano anche allevatori e casali dalla pianura. Francesco Toffano è approdato in Valposina da Santa Giustina in Colle e il suo formaggio Pasubio è davvero speciale. È un formaggio semigrasso con l'erbatico che abbiamo a giugno, una serie di fiori, di margherite, di genziane. Dopo, verso questo periodo qua di luglio, che è il trifoglio bianco, trifoglio quello violetto, e verso la fine che è, diciamo, l'erba che ricresce. Una generosa occhiatura e pasta gialla tipica delle lavorazioni in malga sono due caratteristiche che già ci fanno pregustare l'intenso sapore fiorito di questo formaggio. Secondo delle stagioni il formaggio cambia gusto. Se io oggi che vuoi consumarlo subito, allora io devo subito, ma se no, io manco diciamo, un bel mese prima che sia un formaggio con struttura. Il nostro ritorno verso il comune di Posina, incantevole con il suo laghetto Maine e le sue 120 contrade,
ci ispira finalmente una sosta ristoratrice in riva al lago, attirati soprattutto dalla fama della soppressa vicentina e degli speciali gnocchi di patate posenate. Qui a Posina, che è un paese piccolo di montagna, siamo fortunati perché abbiamo 4 prodotti tradizionali inseriti nell'Atlante agroalimentare, dei prodotti tipici italiani. Abbiamo la patata posenata, che qui potete vederla, con cui facciamo i nostri gnocchi. Abbiamo un formaggio tipico di Posina e poi ci sono 2 tipologie di fagioli che adesso naturalmente non siamo in stagione. Noi abbiamo preso tutti i prodotti della nostra zona, come la soppressa che viene fatta proprio qui a Posina. E poi ci sono 2 tipi di fagioli che si trovano però solo in stagione. Per gli gnocchi di Posina bisogna avere prima di tutto le patate del luogo. Senti proprio dei gusti spettacolari rispetto alla classica patata della zona. Noi tra l'altro li prepariamo in maniera un po' innovativa, li cuciniamo sottovuoto a bassa temperatura in maniera tale che tutte le caratteristiche, le proprietà della patata rimangono all'interno del prodotto. In questo caso qua abbiamo preso del tartufo nero di Iberici, uno scorzone prodotto nella zona di Altissimo. Gli abbiamo messo della noce moscata che si accompagna bene con la patata e in questo caso, per dare un tocco di croccantezza, gli abbiamo messo del pistacchio di Bronte. Per quanto riguarda il discorso della soppressa, una soppressa nostra è una soppressa spettacolare che fanno qui in valle con degli animali allevati in valle. Poi abbiamo una gerla, l'abbiamo chiamata gerla perché è una cialda di pane croccante con del lardo aromatizzato. Abbiamo fatto una quenella di cipolla e guanciale e dell'aceto balsamico. Una passeggiata intorno al laghetto ci regala un'ultima splendida cartolina di Posina e dei Monti del Pasubio. E non può mancare finalmente anche un assaggio dei formaggi locali, ma per farlo ci regaliamo un'altra salita in quota sull'altopiano dei Fiorentini con una bellissima vista sulla Valle di Cembra. Chi arriva dopo una passeggiata sa già cosa troverà in tavola. Formaggi che è di qua della zona, della Malgara qua della zona, e anche dei affettati tipici proprio fatti solo, che usano solo sale e pepe. Ti puoi assaggiare alla pancetta, il formaggio qua, il peperoncino, alle erbette, c'è la ricotta affumicata anche. Sono formaggi proprio fatti con latte delle mucche che sono qua in vacanza. Una terra preziosa che ancora si può esplorare salendo sugli impianti di risalita intorno alla Maiga. Il Pasubio è veramente un'emozione infinita.